Il recente caso di Precenicco, dove la 17enne Alice Morsanutto ha perso la vita venendo travolta da un'auto in transito a forte velocità, ha scosso la sensibilità delle comunità friulane. Ce lo ha ricordato il sindaco di Povoletto, Giuliano Castenetto, per il quale è necessaria una maggiore accortezza e prevenzione sulla velocità della viabilità in città laddove possibile. Il problema della velocità, poco tempo fa è successa quella bruttissima tragedia in quel di Percenico, dove una ragazza ha perso la vita, però costantemente, soprattutto nelle ore mattutine, dove c'è l'andata al lavoro delle persone o a scuola, eccetera, ci sono questi fenomeni di persone che non rispettano minimamente il codice della strada. E io dico, come amministratore sono molto arrabbiato col Ministero per sostanzialmente la latitanza che c'è stata in questi 2 anni sulle normative relative agli autovelox. Cioè si è fatta una scelta sostanzialmente di cercare di prendere il voto di quelli che dicevano bravo Fleximan. Nei centri abitati però io non vedo perché il governo non riesce a modificare il codice della strada prevedendo la possibilità di installare degli autovelox fissi che siano ovviamente segnalati quando uno entra in un centro abitato. So che nel centro abitato c'è l'autovelox fisso a 50 all'ora e tu i 50 all'ora a quel punto li rispetti. Prenderai la multa, qualche sprovveduto la prima volta, ma dopo lo rispetti. Basta guardare quello che succede ad esempio nella vicina Germania. Quindi abbiamo persone purtroppo scorrette, potenzialmente dei criminali che girano sulle strade, nei paesi, sulle strade urbane, ma questo succede anche in città, a velocità folli. Dopodiché quando viene fuori la disgrazia, tutti a stracciarsi le vesti, però di fatto questo discorso non è mai stato affrontato.